Lo avevano colpito con calci, morsi e pugni, introducendosi di notte nel laboratorio interrato, facendolo cadere a terra per rapinarlo e poi fuggire. L'aggressione al titolare della pasticceria Sorarù, ad un passo dalla Basilica Palladiana, era stato solo il culmine della serata di scorribande criminali dei due noti pregiudicati vicentini, arrestati oggi dalla polizia. Le indagini sono state svolte a ritroso, a partire dalla rapina. I due al termine erano fuggiti, abbandonando un trolley risultato rubato qualche ora prima in un'abitazione non lontana da lì, e avevano tentato un altro furto in abitazione. Inoltre è emerso il loro coinvolgimento anche nel furto avvenuto in un ristorante di sushi dopo la rapina alla pasticceria. Proprio nel locale è stato infatti trovato il portafogli del titolare della Sorarù. Una serie di episodi molto gravi che sono avvenuti appunto una decina di giorni fa e in relazione ai quali appunto sono state sviluppate attività investigative immediate proprio per poter ricostruire la dinamica dei fatti e poter addivenire all'arresto dei responsabili. Si tratta di due senza fissa dimora, gravitanti nel Vicentino, di 28 e 30 anni. Al termine della ricostruzione della sequenza di reati da parte della Questura, in collaborazione con i Carabinieri, la Procura della Repubblica Berica ha chiesto al GIP 2 ordini di custodia cautelare. Per loro è scattato anche un foglio di via dal comune di Vicenza. Fondamentale per le indagini è stato l'ausilio delle telecamere. Ancora una volta anche queste indagini ci hanno dimostrato e ci hanno confermato che l'esistenza dei sistemi di difesa passiva, di allarmi anti-intrusione, di sistemi di videosorveglianza sono fondamentali non solo a scopo dissuasivo, ma anche nel caso in cui questi reati vengano commessi, per poter intervenire immediatamente, far intervenire immediatamente le forze dell'ordine e per poter poi ricostruire la dinamica dei fatti non solo attraverso le testimonianze ma anche le immagini. Il plauso dell'amministrazione va alle forze dell'ordine che hanno chiuso il cerchio attorno all'escalation degli episodi consumati nella notte tra il 19 e il 20 settembre, individuando gli autori in poco tempo, e si rilancia il tema della presenza di agenti sul territorio. Nei prossimi mesi abbiamo già programmato l'assunzione di 6 nuovi vigili, di 6 nuovi agenti della polizia locale e pensiamo di riuscire ad assumere anche di più per tornare a portare a Vicenza gli agenti nei quartieri, tornare ad avere il vigile di quartiere con una presenza maggiore all'interno dei quartieri cittadini.